j'ai vu un garçon, je suis tombée amoureuse, ma mère, je racontais tout. E quindi io gli scrivevo delle lettere, gli scrivevo, era quasi come un diario, gli raccontavo tutto, ho visto un ragazzo, è successo questo con mia mamma, gli scrivevo tutto. Mais j'avais 9 ans. Avevo 9 anni. Et après, j'écrivais tous les jours, toute journée. Et après, je vais en prison, il me dit que c'est très bien ce que tu écris, mais n'oublie pas, les militaires lisent ce que tu lis. Avant que les lettres arrivent à moi, les militaires lisent. Alors il faut que tu écrives sans qu'ils comprennent, mais moi je peux comprendre. Dopodiché va a trovarlo in carcere, lui, il padre, le dice però tieni presente che i militari leggono le lettere, quindi tu mi devi scrivere ma in una maniera che loro non possano capire quello che tu mi dici. Donc, j'ai écrit des textes poétiques. Et j'ai dit que mon père va comprendre, mais eux, ils sont cons, ils ne vont pas comprendre. E così lei comincia a scrivere dei testi poetici dicendosi mio padre capirà, ma quelli sono dei cretini e non capiscono niente. Et j'ai commencé un exercice, parce que c'est un exercice. Mais avec le temps, j'écris. Promis, parce que il faut écrire. Et c'est un exercice difficile parce que j'ai créé. Vous créez des situations, vous créez des mots, et vous imaginez. Et ça m'a beaucoup. Ed era un esercizio molto difficile, però lo facevo tutti i giorni, ve lo giuro, perché dovevo farlo, bisognava farlo, perché era un esercizio difficile, perché bisognava creare, inventare, e lo facevo sempre, di continuo. Et après, je me suis attachée à écrire de cette manière-là. Et j'ai compris une chose, après ce coup d'État, vous savez, UNESCO rhinocéros, tout le monde devenait rhinocéros. Et la poésie continuait à vivre dans la clandestinité. Il y avait même, moi je me souviens, quand j'étais au collège, je mettais comme les affiches les poésies de Nazım Hikmet sur les murs. Et donc la poésie continuait à couler comme l'eau, mais en même temps une grande population devenait rhinocéros. E allora lei continuava a scrivere queste poesie e a un certo punto le è venuto in mente questo testo di Ionesco, Rinoceronti, perché lei scriveva questi testi poetici, anche persino a scuola metteva delle poesie, dei testi poetici, e quindi la poesia continuava a vivere nella clandestinità. E scriveva queste poesie, però quindi la poesia continua, nonostante tutto, la poesia continuava a scorrere come l'acqua, e intanto però milioni di persone diventavano come dei rinoceronti. Et j'ai compris quelque chose à cette période, malgré la répression, malgré la grande répression, on pouvait être forte et continuer parce que on continuait à créer. Eux, ils ne déterminaient pas notre pensée, notre cerveau. Et nous, on n'était pas seulement contre, on créait aussi en même temps. On n'était pas seulement protestataires, on était aussi, on inventait des nouveaux mots, on inventait des nouveaux idéaux, et on continuait à créer notre monde à travers la poésie. Allora lei si è resa conto che appunto così che si poteva continuare a creare, quindi queste persone non determinavano il pensiero, e che non erano solamente della gente che protestava, non c'era solamente gente che protestava e che criticava, ma che erano solamente contro, ma erano persone che inventavano comunque le loro parole, un nuovo linguaggio, e quindi c'era un sentimento di creazione. Et après, j'ai vu une phrase des situationnistes des années 68. Et il disait que l'aventure est dangereuse et c'est la routine, elle est mortelle. Dopodiché lei ha letto questa frase dei situazionisti che dice: l'avventura è pericolosa, la routine però è mortale. Et c'est la routine, oui. Et là, j'ai dit, d'accord, moi, je veux continuer toujours dans cette émotion. C'est-à-dire, la poésie, pour moi,
important de créer. Mais en même temps, j'ai dit que ma vie doit être une poésie. Ma vie doit être une poésie. Ma lutte doit être poésie. Si elle perd sa poésie, il n'y a plus de sens de vivre, de lutter, etc. Donc, il faut que je ne vis pas la routine. Parce que la routine, pour moi, rhinocérorisation, pour moi. Allora lei ha continuato a fare poesia, ma poi ha pensato che non è solamente la poesia, ma è la vita che deve diventare poetica, perché se non c'è più poesia, non c'è più creazione, non c'è più vita, e se non c'è più, si va nella routine, la routine è un processo di rinocerontizzazione. Et une chose, quand je vois une personne, quand je rencontre par exemple Léa, quand je suis venue ici, ce qui est poétique pour moi, c'est d'abord tu crées quelque chose, une autre chose, après il y a une beauté, tu vois la beauté et tu sens un truc ici comme l'amour, tu sens un truc ici. Et j'ai dit que c'est bien de vivre tout le temps comme ça. Dopodiché nella sua vita ha scoperto, e poi quando incontra delle persone, quando si trova anche in situazioni come qui, c'è anche della bellezza, e quindi che si crea poesia, si crea bellezza, e lei sente un sentimento forte nello stomaco come quando uno è innamorato. Et après, j'ai commencé à voir, parce que je suis militante, donc je me suis engagée dans plusieurs organisations, plusieurs luttes et plusieurs travails. Oui, ouais. Et plusieurs travails, maintenant. Et là, quand je sens la routine, quand je ne sens pas ici le truc, ici, je dis, maintenant il ne faut pas. Donc, la routinisation du militantisme, la routinisation du travail, la routinisation de l'amour, de vie, il faut arrêter là où il devient routine. Et il faut créer une autre chose. Et ça me donne beaucoup de force. Et je crois que c'est grâce à ça que, malgré toutes les choses que j'ai vécues, je reste bien. Dopodiché quindi ha imparato nella vita deve sempre cercare questo sentimento, e dato che lei è anche una persona militante, quindi è una battagliera, e pensa che in tutte le lotte ci deve essere sempre questo sentimento, e si è detta che nel momento in cui si perde questo sentimento allora bisogna lasciar perdere, perché c'è anche il rischio che la militanza diventi una routine, e quando la militanza diventa routine non ha più senso. Par exemple, quand je suis venue en France, ils ont traduit mes livres. Après, j'écris maintenant un autre livre, j'ai fini un autre roman. La maison d'édition me dit non, il ne faut pas que tu écrives en France, il faut que tu écrives sur l'exil ou sur la Turquie. J'ai dit non, ils m'ont dit non, le marché du livre veut ça. J'ai dit et j'ai continué, et ça va être publié dans 3 mois en Italie aussi. Mais j'ai dit que je peux être dans la marginalité, mais je veux continuer à vivre cette vibration ici. C'est pour cela la poésie, c'est un peu dans la marginalité. Et on n'a pas besoin toujours des dictateurs qui interdisent la poésie. Le marché du livre, la médiatisation, on devient rhinocéros aussi. Donc résister, c'est créer, et créer dans la beauté. Voilà. Se tutti capiscono non traduco, mi risparmiate io non sono un interprete di professione, però insomma cerco di fare il meglio. Allora lei dice, quando racconta che quando è andata in Francia, lei anche le scrive, ha scritto vari libri, io tra l'altro questo non l'ho detto, i suoi libri in Italia escono per Fandango, e ne sono usciti già 3, Lontano da casa è il terzo. Poi, scusate, faccio questa parentesi perché è d'obbligo. C'è un romanzo, si chiama La casa sul Bosforo, c'è La Masca della verità, che è un saggio autobiografico sulla scoperta della rimozione della memoria per quanto riguarda il genocidio armeno, e poi c'è questo di oggi, Lontano da casa, e ne uscirà un altro. Quando lei è arrivata in Francia, ora ritorno a quello che ha detto, lei aveva scritto un libro, e poi la casa editrice le ha chiesto, lei doveva scrivere un altro, e la casa editrice le ha posto, le diceva non devi scrivere sulla Francia, su queste testine, ma devi scrivere della Turchia, devi scrivere dell'esilio.
cercava di spingere verso dei temi più accattivanti. Lei ha detto no, per me non va bene questo, e se mi sa scrivere comunque un altro romanzo, che è il romanzo che uscirà fra 3 mesi in Italia, perché lei ha detto non si può sottostare ai meccanismi della merce, dei meccanismi delle richieste delle case editrici che si impongono perché c'è qualcosa che vende di più, perché se uno si sottostà a queste dinamiche appunto diventa, anche se stesso diventa rinoceronte, per cui bisogna vivere sempre con questa emozione e resistere. La resistenza significa creare al di là, diciamo, di queste dinamiche. Même si tu restes dans l'ombre, tu continues et peut-être que les fleurs vont grandir dans l'ombre, mais il faut... E anche se si resta nell'ombra non fa niente, perché a volte i fiori nascono anche nell'ombra e bisogna rimanere si può rimanere anche nella marginalità. Une autre chose, et je finis la réponse. Moi, je m'investis beaucoup en France à la lutte qui s'appelle Notre-Dame-des-Landes. C'est un endroit ils voulaient faire un aéroport. Après, plein de personnes ont occupé le terrain, ils font une agriculture et ils ont résisté contre le projet de l'aéroport. Et moi, je suis très très active, j'y vais souvent. Et la dernière fois que je suis allée une fois, j'ai vu qu'ils sont en train de construire, les personnes qui sont là, un bâtiment, mais avec des sculptures, avec plein de choses. Et après, les polices sont venues et cassaient tout. Donc après, après je suis repassée 3 mois après, j'ai vu qu'ils faisaient la même chose. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous faites? La police va détruire. Faites-vous un petit baraque et faites-vous... Ils ont dit non, mais pourquoi? Même si pour un jour, on milite pour la beauté. Et c'est ça qui est dans notre sens. Donc, il y a beaucoup de militants de poésie, je suis très contente. Racconta che lei è molto impegnata in questa battaglia di Notre-Dame-des-Landes, che è un territorio dove vogliono costruire un aeroporto in Francia, ed segue moltissimo da vicino questa lotta, questa battaglia, e si reca molte volte, anche quando ci sono le manifestazioni, ci sono state moltissime azioni di protesta, perché vogliono costruire un aeroporto. E a un certo punto le persone che stavano lì, loro hanno fatto anche dei progetti agricoli eccetera, le persone che stavano lì hanno costruito un edificio, una struttura, e l'hanno riempita di sculture, di disegni, di tante cose artistiche. Dopodiché la polizia è arrivata e ha distrutto tutto. Poi lei ci è ritornata, perché appunto ci ritorna regolarmente, ci è ritornata 3 mesi dopo e ha visto che avevano costruito nuovamente. E allora lei ha detto: ma com'è possibile? La polizia vi distrugge tutto, perché voi costruite di nuovo tutto? Fate delle cose, una baracca, una cosa più semplice. E loro hanno detto: a noi non interessa, anche se fosse solamente per un giorno di bellezza, vabbè. Quindi lei dice è importante che si milita anche per la bellezza, e vede che quindi che intorno a lei ci sono tante persone militanti della poesia, e questa è una cosa positiva. Alors, l'autre question? Ok, allora io faccio la seconda domanda. Scusate questo mio ruolo duplice. Parce qu'elle m'avait dit, il ne faut pas que tu réponds longtemps, donc j'ai répondu longtemps. Io le avevo detto per favore non rispondere con risposte molto molto lunghe, allora così ora mi rilancia questa cosa che le devo fare domande una dopo l'altra. Allora, la poesia come capacità di resistenza. Io volevo riprendere in mano questo libro, che come dicevo è in italiano si chiama Lontano da casa. Prima era un piccolo libretto che era uscito in francese, che si chiama Lontano da me ma fino a dove, era il titolo originario, ed è appunto uno scritto poi in cui lei fa i conti con se stessa e cosa significa questa esperienza dell'esilio, anche perché lei parte e quando è partita la prima volta, ha lasciato la Turchia, in realtà pensava che fosse per una permanenza molto breve. Lei è stata coinvolta in un processo giudiziario che forse è uno dei più lunghi della storia della Turchia repubblicana, prima ancora di Erdogan, per farvi capire, ed è ancora, nonostante abbia avuto 4 assoluzioni, ancora oggi la Corte
il suo caso è aperto perché potrebbe rischiare in realtà l'ergastolo da un momento all'altro. Questo è il motivo che poi questo processo che si è reiterato, continuamente riaperto, l'ha portata poi all'esilio. Quindi era partita perché era cominciata tutto questo tormento giudiziario dopo che si era fatta già 2 anni e mezzo in galera e aveva anche subito le torture. L'accusa? No, allora lei è andata in galera nel 98 a causa di ora faccio una sintesi, poi magari puoi anche rispondere lei, però lei è finita in galera a causa delle ricerche che lei stava facendo, era una sociologa molto giovane e lavorava sia con i ragazzi di strada, i bambini di strada, sia soprattutto con i curdi e cercava di mettere un po' in crisi il senso della mascolinità e della virilità dentro l'apparato militare e anche attraverso tutta la storia della guerriglia, del conflitto con i curdi. E insomma la questione che si occupasse di curdi e il fatto che mettesse in crisi quella che era la struttura, lo scheletro della Turchia, cioè il sistema militare, ed è una persona molto visibile nelle sue lotte, ha fatto sì che appunto arrestata di punto in bianco e poi in carcere ci è rimasta 2 anni e mezzo ed è stata anche un'esperienza poi molto significativa per i... C'è un libro molto bello che si chiama L'insolente in italiano, L'Insolente, che è una sua biografia costruita con un giornalista che è molto interessante. Dopodiché quando è uscita dal carcere poi dopo è stata accusata di un attentato terroristico che si è poi rivelato del tutto fasullo, di un'esplosione di una bombola a gas che era avvenuta nel Gran Bazar, noto così, nel Gran Bazar di Istanbul. E invece lei era stata accusata di essere una terrorista che aveva messo una bomba, poi appunto era stata un'esplosione accidentale ed è su questa accusa, diciamo così, che poi è stato impostato tutto questo enorme processo che ancora è aperto. Lei poi appunto si è trovata, è andata prima in Germania, poi ha girato, poi è andata in Francia e su questo magari torneremo. Sur ton expérience d'abord en Allemagne, pourquoi tu passes en France? No, però è interessante perché questo ritorna nella sua esperienza dell'esilio, perché questo quando io ora comincio magari leggendovi giusto delle frasi molto molto brevi, anche così magari cogliete anche un po' il libro. La prima cosa che lei parte dalla sua infanzia e dice sulla Germania e la Francia passo dopo, perché è importante questo passaggio dalla Germania alla Francia, perché l'esilio per lei è una perdita dei riferimenti, no? Come sempre, cioè perde tutti i suoi riferimenti, che non sono solamente i riferimenti cioè i riferimenti quelli del quotidiano, ma sono i riferimenti del quotidiano, sono i riferimenti che sono la lingua, sono i riferimenti intimi, ma sono anche la capacità di muoversi in un territorio. Lei per esempio poi scrive, quando è partita, lo spazio, la mia casa era laggiù lontano, leggerà fuori, e mi era proibita. Lo spazio familiare in cui creavo delle cose, dove scrivevo la mia traccia, mi era vietato. Quando ho dovuto lasciare dietro di me questa traccia, non è solo dalla mia casa che sono stata separata, ma anche da me stessa. Non potevo ritornarci, non posso ritornarci. E sentirsi a casa significa anche non sentirsi estranei alle dinamiche del luogo. Laggiù avevo imparato e sapevo con chi e fin dove potevo camminare, su quale pietra posare il piede senza rischiare di inciampare, quali strade conducono a dei vicoli ciechi. Questo sapere aumentava certamente le mie capacità di resistenza. E allora la domanda è ora, se quando uno sta a casa ha, diciamo, una potenzialità di resistenza più grande, com'è possibile che lei fuori casa in realtà abbia mantenuto questa capacità di resistenza e forse l'abbia anche amplificata? Le dernière phrase. Si tu dis là, Ouais. Donc dans mon pays, même s'il y a beaucoup de difficultés, il y a une grande résistance. Donc on s'habitue aussi. Et on s'habitue, on survit d'une façon ou d'une autre.
Allora, nel suo paese c'è anche molta resistenza e poi ci si abitua anche in un modo o nell'altro appunto a viverci, ci si adatta al sistema. On ressemble comme les fleurs qui sortent dans les bétons, mais tu trouves, donc c'est magique, je pense. È un po' come i fiori che nascono nell'asfalto, è qualcosa di magico. Et moi j'aime beaucoup Hannah Arendt qui dit que la politique c'est de pouvoir créer des miracles. Et je crois qu'on arrive à créer des miracles quand on n'est pas déterminé par la pensée, par les dominants. Mi piace molto Hannah Arendt, mi piace molto in questa frase che dice che la politica significa poter creare dei miracoli. I miracoli si creano nel momento in cui uno non è determinato, dall'alto, dal pensiero, da chi domina, dalle persone. Et quand j'étais en prison au début, j'étais à cause de ma recherche, mais après quand on m'accusait des choses terribles, je me suis dit je vais rester très longtemps ici, comment je vais faire? Quando all'inizio è stata incarcerata per le sue ricerche, ma poi quando è stata accusata di queste cose terribili e quindi è trovata fuori, si è detta come posso fare, ora sto qui, come Okay. Ici, je ne sais pas. può essere che mi troverò a vivere qui tutta la vita, non lo so. Et il y avait d'autres personnes qui étaient depuis 15 ans, depuis 20 ans en prison, des prisonniers politiques. Ah, questo in carcere, dalla prigione? Oui. Ah, questo in carcere. E quando si trovava in carcere ha detto qui ci sono delle persone che ci resteranno 10 anni, 20 anni, anche tutta la vita. Et je leur ai demandé qu'est-ce que vous me proposez? Qu'est-ce que je peux faire? E lei gli chiedeva che mi proponete, cosa posso fare? Et pour ne pas devenir, parce que la prison te rend malade très vite. Par exemple, à un moment donné, beaucoup de prisonniers vivent ça, quand tu restes beaucoup, quand tu apprends qu'il y a des catastrophes dehors, ça ne te touche pas, mais quand il y a quelqu'un dans ton dortoir qui te regarde comme ça, tu commences à pleurer. Tes sentiments se déforment. C'est un sentiment d'impuissance que tu sens. Dice perché poi il carcere ti trasforma e a un certo punto succede anche che magari ci sono delle cose di fuori che succedono e non ti fanno nessun effetto, però poi magari vedi la compagna di cella a fianco a te e questo ti fa uscire delle lacrime e quindi ci sono delle emozioni molto forti, ma tutto cambia, tutto il quadro diciamo di emotivo anche. Et aussi l'espace commence à limiter ta pensée, ta vie. C'est vraiment quand tu restes beaucoup. E lo spazio anche cambia, comincia a limitare tutto, il tuo pensiero, la tua vita. Voilà. Et donc, il faut résister à ça. Mais comment résister? C'est très important. Donc, on avait inventé une phrase, on veut résister au mur. On résiste au mur. Mais résister au mur dans tous les sens. Allora, quindi bisognava resistere in questo modo, per cui poi a un certo punto avevamo inventato una frase che bisognava resistere al muro, ma al muro in tutti i sensi. Et ils m'ont dit que oublie ton procès, parce que mon procès était très médiatique, j'étais toujours dans les journaux. Ils m'ont dit oublie, ne pense pas quand je vais sortir. Tu penses aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux apprendre? Qu'est-ce que je peux faire? Et donc, même dans un petit endroit, j'ai fait un exercice 2 ans et demi de réfléchir qu'est-ce que je peux faire. Et vraiment, je n'avais pas le temps. À un moment donné, il y avait d'autres copines dans mon dortoir. On se donnait de rendez-vous. Demain à 2h, on se voit, parce qu'on était très occupés. Una delle prime cose che le hanno consigliato è di dimenticare il suo processo. Tra l'altro il suo processo era molto mediatico, aveva grossa visibilità e gli hanno detto dimenticalo, ci penserai dopo, bisogna pensare all'oggi. E quindi ha incominciato a pensare a cosa fare dentro il carcere e questo è stato per lei un grosso esercizio, per 2 anni e mezzo, a pensare cosa si poteva fare lì dentro e a un certo punto non aveva nemmeno più tempo, addirittura si dava appuntamento con le sue compagne, ci si vede domani, ci si vede dopodomani. On n'avait pas le temps. Non avevano più tempo.
Et cet exercice m'a beaucoup appris. Quand je suis venue en exil, en 2009 en Allemagne, donc j'ai dit, j'ai pas le temps, je ne veux pas devenir comme les exilés, parce que j'ai rencontré les exilés turcs à Berlin. J'étais à Berlin 2 ans et demi, j'avais une bourse écrivaine de Pen Club, donc j'avais des conditions bien. Et j'ai rencontré les Turcs exilés qui sont partis. Ils étaient vraiment très fermés dans la communauté, ils étaient un peu aigris. Et ils parlaient toujours de la Turquie, toujours du passé. Et j'ai dit, il ne faut pas que je devienne comme ça, il faut que je passe à une autre chose. E così questo è stato un grosso esercizio per lei che le è servito anche molto dopo, quando è andata in esilio, innanzitutto in Germania, e incontrava moltissimi esiliati turchi e vedeva che però loro erano molto chiusi su loro stessi, molto chiusi lo scrive anche sulle loro battaglie di Tepel. È stata 2 anni e mezzo a Berlino e grazie a una borsa che le aveva dato il Pen Club, la società Pen. E lei si è detta non posso fare così, non posso rinchiudermi in questa situazione. Pas tout le monde, mais en général. Ovviamente non tutti, ma in generale questo era l'atteggiamento. Donc j'ai dit que maintenant il ne faut pas que je perde le temps, et il faut que je continue comme j'étais en Turquie. Parce qu'en Turquie, malgré toutes les difficultés, j'étais trop heureux. J'étais tout le temps, on faisait tout le temps quelque chose, et j'étais dans un épanouissement très très grave. Et tout d'un coup, on m'a dit demain tu pars. Et c'était grave. Et donc je dis maintenant, il ne faut pas qu'ils me déterminent. Je ne veux pas devenir triste. Ils ne vont pas voler mon sourire. Ils ne vont pas prendre comme ça. Donc moi, je vais m'engager dans les luttes qui sont déjà ici. Le féminisme, antimilitarisme, anticapitalisme, ils sont partout. Donc il n'y a pas que la Turchia. Quando quindi è stata in Germania si è detta io non posso perdere il mio tempo e devo fare come facevo in Turchia, cioè non perdevo tempo, perché alla fine nonostante tutto in Turchia ero una persona molto felice, molto appassionata, ero in una grande scoppio, un grande sviluppo, floridezza, e loro mi hanno tolto la mia vita, ma non ci sono riusciti a togliere il mio sorriso, quindi perché si inventava ogni giorno, e si è detta quindi questa la stessa cosa che facevo lì la devo fare anche qui e non posso richiudermi. Et donc au début j'ai écrit tout de suite ce livre, Lontano de Casa, Lontano de Casa, parce que quand j'étais en Turquie, à Istanbul, je lisais Adorno, je disais que tout le monde est en exil, il n'y a pas de maison, etc. Donc je vivais dans les rues, et quand tu es obligé de prendre ta valise et de partir, donc il y a une grande différence entre le voyage et l'exil. Et j'ai décidé de parler avec Pınar, plus jeune. Donc c'est une dialogue avec moi-même. Et E allora perché quando lei stava in Turchia lei leggeva molto Adorno, leggeva, insomma si diceva, viveva anche per la strada, prendeva tutta la giornata, si diceva che tutte le persone vivono in realtà in una condizione di esilio, che non ci sono case, non c'è casa, però poi quando si è trovata di fatto a dover prendere la valigia e andarsene, e quindi che non era più un viaggio ma era una situazione di esilio, ha deciso di parlare con Pınar, e ha scritto questo libro, di parlare con Pınar più giovane, quindi con se stessa ma quando era più giovane, e aprire così un dialogo. Et après, à Berlin, il y a un musée des Juifs. J'ai dit peut-être ces Juifs peuvent m'apprendre quelque chose par rapport à l'exil, parce qu'ils connaissent l'exil. Et dans le musée des Juifs, il y a dans le cours, comme ça, il y a un labyrinthe, un monument d'exil. C'est un labyrinthe. Tu entres dedans, tu sens la nausée, une sorte de nausée. Parce qu'ils ont fait une mathématique, le sol n'est pas plat, il est comme ça, et les murs sont un peu comme ça. Donc quand tu marches, tu sens la nausée, parce que tu ne sens pas la terre sous tes pieds, et tu ne sens pas les personnes ou les institutions autour de toi, tu n'as pas des repères. Et c'est très difficile. Mentre stava in Germania, quando stava a Berlino, allora si è detta io forse posso imparare qualcosa dall'esperienza degli ebrei,
che hanno appunto vissuto l'esilio. E quindi c'è il museo ebraico, e è andata lì dentro nel cortile, c'è un labirinto, e quando si attraversa, si passa in questo labirinto, si sente la nausea, perché è stato fatto apposta, perché è costruito con un terreno su un pavimento obliquo e le pareti anche sono storte, e quindi è stato proprio diciamo concepito per creare questo sentimento di nausea, per far capire qual è la dimensione di non avere più dei riferimenti, di non avere più la terra sotto, di non avere più nessun tipo di riferimento. Donc là, j'ai dit que je ne veux pas vivre cette nausée. Je veux faire en sorte que l'État turc ne va pas condamner à cette nausée. E lì quindi si è detta: io non voglio vivere questa condizione di nausea, devo fare un salto in modo tale che lo Stato turco non mi impone di vivere in questa nausea. Donc j'avais déjà un roman dans ma tête, j'avais déjà écrit dans ma tête, donc j'ai écrit Maison sul Bosforo, Casa sul Bosforo, j'ai écrit mon roman tout de suite, et après je suis venue en France parce que j'ai dit que je parlais français déjà, donc j'ai dit qu'au moins il n'y aurait pas le barrière de langue. Et tout de suite, je suis arrivée, je vous assure, dans une semaine, j'étais dans les organisations, et dans 2 mois, j'étais dans les conflits, parce que je n'étais pas invitée maintenant, je ne suis pas invitée, parce que tu participes à la vie. Et là, tout change, parce que tu crées des maisons. Tu crées des maisons un peu qui sont suspendues beaucoup d'endroits, et tu deviens nomade. Nomade, c'est différent que l'exil. Nomade qui fait son chemin et qui peut retourner aussi, qui peut aller aussi. Et donc j'ai décidé, moi j'aime bien être nomade, et c'est plus poétique aussi. Così lei ha scritto il suo primo semestre, dopo che ha preso questa decisione dopo il museo ebraico, ha deciso di scrivere, che ha scritto il suo primo romanzo, che è tradotto in italiano, La casa sul Bosforo, l'ha scritto di getto, e dopo aver scritto questo romanzo, poi dopo è andata in Francia, e è andata in Francia. È andata in Francia anche perché in Francia lei conosceva già il francese, perché lei ha fatto le scuole francesi a Istanbul, quindi conosceva già il francese, e si è detta: perlomeno io non mi tolgono la lingua, no? Ho la lingua qui, e ha detto: credetemi, io nel giro di 2 settimane conoscevo già le organizzazioni, e nel giro di 2 mesi già stavo dentro alle lotte, le battaglie, nei conflitti, perché le cose un po' sono anche, non è che mi invitavano, mi chiamavano a partecipare in quel caso, ma partecipi di fatto agli incontri, alle riunioni, e quindi si costruiscono così delle case un po' sospese, lei dice, e ha scoperto che appunto quindi si diventa nomade, ma essere nomade è diverso che essere esiliati, perché il nomade va un po' avanti, fa il suo percorso soggettivo, va un po' in avanti, fa il suo percorso, va un po' in avanti, un po' indietro, può tornare, può cambiare strada, e quindi ha deciso così che essere nomade è meglio che essere esiliati, essere nomade è più poetico. Donc maintenant, ça ne veut pas dire que je ne suis pas triste. Je suis très triste. Très triste. Quelquefois, je n'arrive pas à continuer. Moi, je ne crois pas comment dire, ce qui ne me tue pas me renforce. Machiavel qui disait que ce qui ne me tue pas me renforce. Moi, je ne crois pas beaucoup à ça. Tu deviens blessé. Et moi, je suis assez fragilisée maintenant par rapport à plein de choses. Je ne peux pas vivre dans les rues quand plus jeune. Mais je suis heureuse. Il y a une différence entre le bonheur et la tristesse. Le malheur et la tristesse. Je suis heureuse parce que je crois à ce que je fais. Il y a plein de bonnes rencontres. Et voilà. Mais la tristesse existe aussi. Et il y a des difficultés aussi de l'exil par rapport à trouver tes repères, parce que tu dois apprendre tous les jours beaucoup de choses. Et les repères, c'est pas que langue. Et aussi, moi j'écris en turc.
j'écris en turc. Je suis à l'université, j'écris des choses scientifiques, politiques en français, mais la littérature, je ne peux pas écrire. Et je ne veux pas écrire. Mais j'aime bien écrire en turc. Moi, je vois beaucoup de personnes qui écrivent, qui changent de langue, mais pour l'instant, cette langue m'habite et je ne veux pas la changer. Donc, c'est très difficile parce qu'après, il y a la traduction. Après, c'est plus difficile de trouver les éditeurs parce que c'est plus difficile de payer les traducteurs, tout ça. Mais je dis, la poésie va m'habiter, donc je fais que ce que je veux. Voilà. Dice, io però non dovete credere che non sia una persona triste, comunque sono una persona, cioè c'ho molti momenti anche cupi, ci sono dei momenti in cui penso di non farcela, di non potercela fare, non credo alla frase di Machiavelli, ciò che non mi uccide mi rende più forte. La mia esperienza mi ha reso molto allo stesso tempo sono anche una persona felice, perché l'infelicità non è la stessa cosa rispetto alla tristezza e ci sono sicuramente delle difficoltà nell'esilio, però bisogna anche, perché ogni giorno all'esilio sono perché ogni giorno bisogna imparare qualcosa, solamente quelle linguistiche, si perdono i riferimenti, la lingua sicuramente è una di queste, però bisogna imparare tutto. E dice, per esempio, rispetto alla lingua, io per esempio continuo a scrivere in turco, nonostante lei lavora all'università di Nizza, dice io scrivo tante cose, dei saggi, scrivo anche in francese, però quando si tratta di letteratura non ce la faccio, scrivo in turco perché mi piace scrivere in turco e la lingua mi abita e quindi lei ha deciso di scrivere nonostante sia molto più difficile, perché per esempio le case editrici non vogliono, perché costa di più poi cercare un traduttore che faccia la traduzione dal turco al francese, ma lei insomma continua, insiste a questa cosa di scrivere in turco perché pensa che non solo la lingua ma la poesia la abita e quindi continua così. Dunque, gli spunti, le domande che mi ronzano in testa sono tantissime, ci sono vari aspetti che andrebbero sottolineati e uno che sicuramente vorrei sottolineare è quello che riguarda la tua dimensione di femminista e qua risalta a pagina 29 dove scrivi: le donne hanno un'esperienza particolarmente dura dell'esilio, ma per quanto mi riguarda, lo confesso, è una fortuna essere donna perché ciò mi permette di toccare con mano la solidarietà internazionale delle femministe con le quali condivido la deterritorializzazione. Potrei continuare, ma vuoi riprendere questa dimensione, questo discorso? Adorno, il vivait dans les hôtels à un moment donné. Donc moi j'ai dit que moi je ne peux pas vivre comme il vivait. Et aussi j'avais lu le livre de Virginia Woolf qui dit Une chambre pour soi et qui dit que Shakespeare il a voyagé dans les navires, après il a fait plein de choses. Si c'était sa sœur, elle sera enceinte dans 2 jours, elle sera violée, elle n'aura pas la même vie qu'un homme. Donc maintenant par exemple les réfugiés femmes, elles sont 54% en Europe, elles ne sont pas visibles et on ne connaît pas leurs problèmes. Et moi, je travaille là-dessus. Et donc, je me disais qu'en tant que femme, la situation d'exil est plus difficile. J'ai compris ça. Mais j'avais de la chance. Allora, Adorno viveva negli alberghi. Per un periodo ha vissuto negli alberghi, ma lei si è detta però io non potrei vivere negli alberghi. Allo stesso tempo Shakespeare, poi aveva letto Virginia Woolf, Una camera tutta per sé, e poi Shakespeare che raccontava che stava sulle navi e che se fosse stata invece al posto suo ci fosse stata la sorella probabilmente sarebbe stata violentata e sarebbe stata incinta dopo 2 giorni. Quindi oggi lei lavora con le donne migranti, in particolare le donne che attraversano la frontiera tra l'Italia e la Francia
54% in Europa. Le donne migranti sono il 54% in Europa e non sono visibili, non se ne parla. Però anche con questa sua ricerca e con questa sua ha capito che essere migranti per una donna è una condizione, essere esiliati per una donna è una condizione ancora più difficile, ancora più complicata. Però, j'avais de la chance. Però lei era stata fortunata. Parce que je suis militante. Et quand j'ai quitté la Turquie, toutes mes amies, elles ont dit, parce qu'on est dans les réseaux transnationaux aussi, ne laissez pas Pınar seul, trouvez Pınar. Donc tout de suite, elles m'ont trouvé. Donc dans 2 jours, je me suis sentie dans les luttes. Et moi, j'avais une capitale militante que je peux utiliser partout, c'est dans ma poche ou dans ma tête, je ne sais pas. Et tout d'un coup, moi j'apprends beaucoup de choses, mais je transmets aussi. Traduire une expérience, quelquefois, c'est plus difficile. Mais c'est un autre exercice. Et donc, grâce à ce militantisme, je me sens chez moi. Voilà. Je réfléchis. No, ha detto, però io avevo anche una grande fortuna, perché io ero una persona che faceva militanza e che quindi in Turchia ero molto conosciuta, per cui quando sono partita stavo in moltissimi reti transnazionali, per cui quando sono partita tutte le mie compagne, tutte le persone che mi conoscevano hanno chiamato dappertutto dicendo arriva Pınar, non lasciate Pınar da sola, e così lei si è trovata improvvisamente circondata da altre persone fuori. C'aveva un capitale militante molto grande che dice non so se ce l'ho ancora, non so se ce l'ho in tasca o nella testa, e quindi certo che lei capisce anche che bisogna allo stesso tempo impara nella militanza, ma trasmette anche. La traduzione non è una cosa, tradurre le esperienze non è una cosa semplice, è molto difficile, però è la cosa che lei fa continuamente. Non tradurre le esperienze. Ça va. Posso fare una riflessione breve? Quando sento la storia di Pınar mi vengono in mente tanti flash. Per esempio, quando lei scriveva di curdi, era il 1998, io in quegli anni vivevo e studiavo in Turchia, a Istanbul proprio, e l'atmosfera era veramente pesante, non c'era ancora il governo di Erdogan, era un'altra repubblica turca, però la repressione era veramente molto forte. Öcalan, il celebre eroe della resistenza curda, era in Siria e la Turchia stava cercando di prenderselo, poi in realtà passò in Italia, se ricordate. Poi in quegli anni appunto lei subì una fortissima repressione e si arrivò ad un momento di repressione nelle carceri molto duro. Ci fu lo sciopero della fame nelle carceri turche. Ricordo che in quegli anni giravo con molti militanti curdi per la Sardegna, giravamo in furgoncino nei vari comuni a raccontare questa storia orribile di gente che veniva trucidata nelle carceri turche, e Pınar era in quei giorni coinvolta in questa faccenda. Vorrei un po' sapere quanto questo ha influito, se non sono indelicato, ecco, anche nella sua ispirazione. Peut-être on va discuter après parce que c'est une histoire très dure pour moi. C'était avant ma libération. Moi j'ai participé à grève de faim quand il y avait l'opération dans les prisons. J'avais 28e jour de la grève de faim. Et ils ont fait une grande opération dans toutes les... dans mon prison, il y avait 48 morts. Elles se sont brûlées. Et c'était très dur, cette expérience, mais en même temps, il y avait une autre chose. J'ai vu que
qu'il y a des organisations qui, pas obligées, mais qui avaient une norme, c'est pas pour moi, mais il y avait plein de personnes qui entraient dans ce groupe, et il y avait beaucoup de violence dans les prisons, entre les prisonniers politiques. Donc c'est là que c'était très déterminé. En même temps, j'ai vu la violence d'État qui était énorme, mais en même temps, j'ai vu des prisonniers contre cette violence. Ils se radicalisent de plus en plus. Ils commencent à ressembler à l'État. Et le matin, 6 heures du matin, les soldats criaient « Har şey vatan için, tout pour la patrie ». Et il y avait d'autres organisations, le matin, ils faisaient la même chose. Her şey révolution, pour la révolution, tout pour la révolution. Mais ils se ressemblaient, leur attitude se ressemblait. Et là, je suis devenue anti-militariste. Anti-militariste, et j'ai dit qu'il faut lutter, il faut aller plus loin, mais en créant toujours. Et c'était très dur cette période, mais on va discuter après. J'écris dans l'insolente ouais. Allora dice, magari non so se ne parliamo dopo, per me è stato un periodo molto duro, molto difficile, una cosa un po' delicata, perché io ero in carcere quando ci sono stati questi scioperi della fame che ha ricordato Nicola Melis, ero al 28° giorno di sciopero, quando c'è stata questa operazione militare, c'è stata una durissima operazione militare e sono entrati e in un giorno ci sono stati 48 morti. Era un'operazione militare che voleva mettere fine a questa protesta che aveva avuto una grossissima eco in Turchia, anche perché si era sviluppata in moltissime carceri. E ci sono stati 48 morti e quindi è stato molto duro, ma lei si è resa conto anche che c'erano delle organizzazioni che avevano delle norme, delle regole tra di loro. E quindi che ci sono dei prigionieri dei detenuti che si seguivano, c'erano delle persone che entravano tra i prigionieri, tra i gruppi e trascinavano anche alla fine in questa lotta, per cui c'era una violenza da parte dello Stato e una violenza tra prigionieri, una violenza tra i detenuti. Quando c'è una violenza di Stato molto forte c'è anche una radicalizzazione molto forte tra i detenuti e una violenza che si sviluppa anche contro lo Stato. E si ricorda che per esempio ogni mattina c'erano i soldati militari nelle carceri che ogni mattina urlavano tutto per la patria, ha simulato. Nello stesso tempo però anche c'erano alcune organizzazioni di militanti che usavano la stessa maniera, con lo stesso tono e con la stessa struttura di frase, dicevano tutto per la rivoluzione. Quindi questa cosa qua l'ha colpita moltissimo e lei ha deciso in quel momento di essere antimilitarista, perché la violenza era una violenza che si riproduceva anche dall'altra parte. Quindi vabbè, lei dice appunto per me è stata un'esperienza molto dura, molto difficile. Mais il faut te dire aussi qu'en Turchie quindi scusate perché ho dimenticato una cosa importante, che lei quindi ha capito che bisogna continuare, bisogna battersi creando, quindi facendo della creazione. En Turquie, il y a la mobilisation qui est en cours maintenant. C'est une petite minorité qui sont dans les prisons. Maintenant, il y a beaucoup de personnes comme moi. Peut-être vous avez vu dans les manifestations de Place Taksim, il y a un mouvement féministe, mouvement LGBT, les anarchistes, plein de mouvements. Il y a une multiplicité de créations et l'État ne veut pas ça. Parce qu'il est mieux avec les organisations plus structurées, parce qu'il parle le même langage. Mais quand ils sont contre plein de poètes, l'État ne sait pas comment faire. Et j'ai de l'espoir pour cela, parce que ce mouvement est devenu plus important. Dice in Turchia c'è una grossa mobilitazione nonostante tutto, anche oggi in realtà c'è una minima parte, poi minima,
una minima parte che sta in carcere, ma c'è anche moltissima gente, anche con me, che sta fuori e che si batte. Ci sono dei movimenti femministi, movimenti LGBT, in realtà c'è una molteplicità di movimenti, molteplicità di creazioni, di creatività, e allo Stato questo non va bene, perché lo Stato preferisce parlare con delle organizzazioni strutturate che siano chiare e non perché parlano la stessa lingua, e non invece, quando invece si crea della poesia, allo Stato non va bene. Moi j'ai de l'espoir parce que ce mouvement il est devenu plus fort. Lei ora ha anche della speranza perché questo movimento molteplice è diventato sempre più forte. Voilà. Alors je vous propose. Allora io direi, vabbè, lasciamo lo spazio se ci sono delle domande oppure delle curiosità, visto che c'è un pochino di tempo, credo, no? Una decina di minuti. Se ci sono delle domande io traduco. No? Sono tutti... Allora, se non ci sono domande, a me, mentre le pensate, io leggere giusto una piccola, un breve estratto. Lei dice scrive, così il fatto di essere stata allontanata da casa mi ha fatto capire di essere un'esiliata nel mondo. E capire di essere un'esiliata non equivale forse ad accedere a una condizione esistenziale completamente diversa? La perdita del senso di sicurezza mi ha anche staccata dai simboli, dai legami, dai motivi e dalle abitudini che fino ad allora mi avevano dato quella sicurezza. E benché questa distanza mi lasci un vuoto, il mio sguardo ormai è puntato più lontano e gli orizzonti delle mie frontiere sono più vasti. Non avrei imparato tutto questo se fossi rimasta a casa. Se non ci sono... Ah, vuoi fare una domanda? Io non so, io le ho... Non so se... Ah, c'è una domanda. Io vorrei sapere una cosa che forse ha più a che fare con la tua interiorità che con la tua scrittura. E quindi vorrei sapere che cosa succede la notte quando devi dormire. Se riesci a dormire presto, se abbandoni tutta questa vitalità che ti anima e se riesci a riposare. Alors, c'est très intéressant. Ah oui, je vais répondre après. Oui. Je réponds à la fin. Je réponds. Come preferisci? Istedini. O tu già questo? Domanda. Allora prendiamo un'altra domanda. No, lo faccio da qua. Voce alta. Non si arriva. Non ci arriva, non ci arriva. Io non ho seguito purtroppo tutto il dibattito, ho capito che ha vissuto in Francia, in Germania e altri paesi. Si sente turca, tedesca, francese, italiana? Je vais commencer avec cette question. Comincio da questa ultima domanda. Je me sens méditerranéen. Et pour moi, Méditerranée, ma nation, est très simple. Per me il Mediterraneo, mia nazione, è molto semplice. L'huile d'olive, Olio d'oliva, citron, limone, ail, aglio, et raisin, uva, et la mer et le soleil. mare e sole. Voilà. Et les frontières, c'est pas nous qui ont fait. Non siamo noi che abbiamo fatto le frontiere. Et moi, je m'en fous des frontières. Io me ne sbatto delle frontiere. Et surtout pas les femmes. Surtout, c'est pas les femmes qui ont fait. E soprattutto non sono le donne che l'hanno. Et par rapport à votre question, c'est moi, je voulais vivre qu'en écrivant. Si je pouvais avoir l'argent, je ne travaillerais pas à l'université parce que c'est comme une histoire d'amour avec l'écriture, littérature.
Allora, io avrei voluto vivere scrivendo, se non avessi avuto bisogno di soldi non avrei lavorato all'università, perché con la scrittura è come una storia d'amore, quindi avrei voluto fare la scrittura. J'écris des choses scientifiques, mais c'est comme une relation amicale. Mais l'autre, c'est vraiment l'amour. Scrivo dei testi scientifici, ma è come una relazione d'amicizia, mentre con la letteratura è amore. Et quand j'ai écrit l'antenne de Casa pour parler avec ma jeunesse, et après j'ai dit, je me sentais très mal, mais très mal à cause de l'exil, parce que c'était très rapide de mon départ. E quando ho scritto Lontano da casa per parlare con la mia giovinezza, mi sentivo, però stavo molto male perché è stato molto repentino l'andare via. Et j'ai même senti que je peux devenir folle. Je faisais beaucoup de volonté pour être debout. E ho sentito persino che stavo per diventare pazza, ho dovuto fare avere una grossa forza di volontà per stare in piedi, per rimanere in piedi. J'ai dit, maintenant il faut que tu fasses quelque chose qui te fait du bien. Il faut que tu fasses quelque chose qui va te sauver de ce sentiment. E mi sono detta devi fare qualcosa che ti faccia del bene, qualcosa che ti salvi da questi sentimenti. Donc j'ai écrit mon roman, mon roman qui est traduit en italien aussi. Et tout d'un coup, ça faisait une chose incroyable. E così ho scritto il mio romanzo La casa sul Bosforo e improvvisamente è successo qualcosa di incredibile. J'avais déjà écrit le roman dans ma tête, mais en Turquie, je n'avais pas le temps. Donc en exil, j'ai trouvé le temps et j'ai écrit. Avevo già scritto il romanzo nella mia testa, ma in Turchia non avevo avuto il tempo. Quando sono stata in esilio, quindi io l'ho scritto. Alors, moi, je déteste la jalousie dans les relations amoureuses. Odio la gelosia nelle relazioni amorose. Quand je vois un homme dans ma vie qui devient jaloux, je m'en vais. Se vedo un uomo nella mia vita che diventa geloso, me ne vado. Parce que jalousie, c'est pas romantique, c'est pas poétique, c'est pas joli, je sais pas. Quand il y a l'amour, la jalousie, c'est quelque chose de très moche, je sais pas. Perché la gelosia non è romantico, non mi piace, quando c'è l'amore la gelosia è brutta. Et ce roman, le roman que j'écris, il est devenu un amoureux. Il est devenu jaloux, mais grave. E questo libro che ha scritto a un certo punto è diventato geloso. Era innamorato, geloso, ma è geloso in maniera proprio pesante. Il me voulait tout le temps à la maison. Et moi, j'étais venue et j'étais invitée partout pour parler de la Turquie, tout ça. Il me disait, non, tu vas rester avec moi. Il était jaloux. Et il voulait tout le temps faire l'amour. Il voulait toujours l'émotion, tout le temps. La nuit, c'était très fatigant. E questo libro voleva che io restassi per esempio sempre a casa, e io invece ero invitata, dovevo partire così, e invece no, mi diceva no, devi restare qui, voleva fare sempre all'amore, cioè voleva, in poche parole, voleva sempre delle grosse emozioni. E quindi la notte, dormire la notte per me era diventato molto faticoso. Et ça m'a sauvé ça. C'est grâce à ça que parce que j'ai créé un autre monde qui m'a emporté avec sa jalousie, mais avec plein d'émotions, et j'ai dit que je veux vivre toujours comme ça. E questo l'ha salvata perché poi a un certo punto ha creato un altro mondo e si è detta e così voglio vivere così, creandomi altre situazioni, altri mondi fuori. Questo mi ha salvato nella mia vita e voglio vivere così. Et la première fois, je n'ai pas quitté quelqu'un à cause de la jalousie, et j'ai bien fait. Ah, hai continuato a scrivere? Scusa, è la prima volta che non ho lasciato qualcuno con la scrittura, che non ha lasciato il romanzo, scusate, non ho lasciato il romanzo, è la prima volta che non ho lasciato qualcuno a causa della gelosia, e ha fatto bene perché non ha lasciato la scrittura. Ah, la nuit. Ça dépend. Sul sonno, ho ricordato allora, dipende, cioè, come hai detto, la parte sul sonno, lei mi ha detto dormi bene, dipende. Je crois que je fais beaucoup d'efforts pour plein de choses, donc je suis toujours, je me force beaucoup, et c'est difficile de se lâcher après. Voilà.
fa moltissimi sforzi per tantissime cose e quindi poi alla fine è difficile lasciarsi al riposo. Mais je dors à la fin. Donc, il n'y a pas un grand problème de... Mais je me réveille très tôt, à 5 heures, j'écris, je sors. Donc j'ai dit que c'est mon corps qui va décider, je ne force pas mon corps. Alla fine però dorme, solo che poi a volte si sveglia molto presto, a volte si sveglia alle 5 del mattino, poi si mette a scrivere, si mette a fare delle altre cose, esce, però ha deciso che è il suo corpo a decidere, quindi lei non si costringe, non si forza. Va bene, grazie a tutti e grazie a Marcel, tantissimo e a Capodanno in Sardegna. Grazie a tutti e vi ricordo che potete acquistare il libro di Pinar anche all'angolo Pacio vendita e poi tutti i libri degli autori del Capodanno li trovate anche alla libreria UPI dentro il salone parrocchiale della libreria di Macomer. Il prossimo appuntamento alle 19 in Piazza dei Balli con Valerio Magrelli. Vi ricordo anche che sempre in Piazza dei Balli trovate il punto vendita dei nostri libri e magliette che vi permetteranno di contribuire al finanziamento del festival. Grazie. Un'altra persona penso che sia Katia. Dove siamo? Aspetto qui e vediamo. Adesso ho capito, ho avuto bisogno di un attimo, sì, però sì, più caratteristico, i nostri amici no, ma io non lo... Dov'è il libro? Dove si trova? Davanti a lei. Ah, lì.
questo.